Spesso, quando era piccerella, stava male e non lo diceva. Perché? Perché mi mancavano certe attenzioni, e bo di mamma e bo di papà. Oggi, arrivata a una certa età, se certe cose non ti dà nemmeno un'amica, un parente, un frate o una sorella, questa indifferenza addiventa dolore, un dolore che solo chi non è amata, ma ignorata e spesso pure giudicata, può capire. È proprio vero, rinda vita non si fornisce mai imbarazzo. E io, soffrendo, ho già capito che sono pochi i parenti e sono pochi gli amici.